ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. A 39 di febbre uno dei migranti di origine siriana che ieri si sono gettati in mare dalla nave ferma da giorni al porto di Catania. Un migrante siriano che ieri ha tentato la fuga dall'imbarcazione gettandosi in acqua ha spiegato in queste ore la motivazione del suo gesto. Dopo giorni e giorni su quella nave stavo impazzendo, avevo la sensazione, ha dichiarato, che il mio corpo ed i miei sogni si stavano sgretolando. L'uomo da stamattina starebbe rifiutando cibo e acqua. È stato arrestato a Ragusa invece un 24enne accusato di tentato omicidio e rissa aggravata. Il giovane avrebbe accoltellato due ragazzi nella notte tra lo scorso 30 settembre e il 1 ottobre a Milano. Nella violenta lite è rimasto coinvolto un gruppo di ragazzi che stava trascorrendo la serata in una delle zone di movida più frequentate della città, tra via Montegrappa e Corso Como. A rimanere gravemente feriti sono stati un milanese e un tunisino. Al momento anche i due feriti e un terzo giovane che era presente al momento dell'accaduto sarebbero indagati per rissa aggravata. Valutiamo l'adozione o meno del modello Genova per velocizzare quei lavori che con quel modello hanno dato ottimi risultati, il clima è perfetto, credo che ci siano tutti i presupposti. Sono queste le parole del presidente della regione siciliana Renato Schifani in merito alla realizzazione del ponte sullo Stretto al termine dell'incontro tra il vice premier e ministro Matteo Salvini e il presidente della Calabria Roberto Chiuto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E rimaniamo in tema politica. Il presidente del Consiglio Comunale di Catania Giuseppe Castiglione stamani ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per via della recente elezione a deputato all'Assemblea regionale siciliana. Il neoparlamentare regionale ha ufficializzato le proprie dimissioni da presidente del civico consesso nel corso di un breve incontro nella sala consiliare di Palazzo degli Elefanti con dirigenti e impiegati comunali e consiglieri Anastasi e San Giorgio in vista dell'insediamento tra i componenti dell'ARS previsto per giovedì 10 novembre. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.